Tutte le armi che sono state usate prima e in questo conflitto sono state sperimentate in Sardegna. Secondo il fronte sovranista e indipendentista in Consiglio regionale c'è un legame stretto tra quello che sta succedendo nella striscia di Gaza e la nostra isola. Un motivo abbastanza valido per dire no a qualsiasi ampliamento dei poligoni militari e in particolare alla realizzazione di 2 villaggi per l'addestramento dell'esercito a Teulada. Il gruppo Soberania e Indipendenzia ha presentato insieme a Gavino Sale una mozione che, oltre a censurare le decisioni dello Stato, chiede di impedire qualsiasi potenziamento dei poligoni e di fermare le esercitazioni. C'è stato un atteggiamento dello Stato italiano assolutamente non curante delle nostre posizioni, che non solo non ha ridotto il nostro carico di servitù militare. Ricordiamo che ogni sardo sopporta sulle proprie spalle 50 volte tanto il peso che un italiano sopporta in merito alle servitù militari, ma addirittura è successo l'opposto. Richieste che da tempo arrivano allo Stato sotto forma di mozioni e prese di posizione da parte dei consiglieri regionali e finora rimaste inascoltate. Io penso che nei rapporti tra Stato e Sardegna si sia creata una consuetudine deleteria, cioè quella di non curarsi di quali sono le nostre esigenze e di quali sono i nostri punti di vista. Tutto questo ha ripercussioni sull'immagine che la Sardegna rende al resto d'Italia e all'estero. Quindi noi vogliamo dare un'altra immagine, che sia una terra di pace e non una terra dove si progettano e si realizzano guerre.